soprattutto del rapporto con un uomo, perché vivo insieme ormai da tanti anni. Nella mia vita di tutti i giorni io sono Silvia, sono una donna che si è innamorata di un'altra donna e che insieme a lei ha deciso di costruire una famiglia. E insieme a lei ha messo al mondo 3 figli che sono appunto frutto del rapporto del loro amore. Io, per la mia famiglia d'origine, nel mio lavoro, nei miei contesti di vita quotidiani, sono una donna che ha costruito una famiglia come tante ce ne sono. Che cosa vorrei essere? Chi vorrei essere? Io vorrei essere esattamente quella che sono, però vorrei non dovermi preoccupare di portare la delega a scuola per poter prendere mia figlia. Io vorrei essere quello che sono, ma vorrei non dovermi preoccupare che quando mia figlia è all'ospedale devo chiedere al medico la cortesia di poter entrare, di poter essere riconosciuta come genitore per poterle stare vicino. Io vorrei sposare la compagna con cui ho condiviso una vita da più di 10 anni. Non voglio molto, soprattutto non voglio togliere diritti a nessuno, voglio solo i diritti che tutti gli altri hanno, voglio solo essere riconosciuta una famiglia anche dallo Stato in cui vivo. Grazie. Silenzio uguale morte. Sono 2 parole che rimbombano da anni intorno a noi, ripetute con un ritmo incalzante dalle persone con HIV e da quelle in AIDS. Parole troppo spesso inascoltate. Malattia HIV come metafora di differenza, come l'atto oscuro della vita, come colpa e diversità. Malattia come silenzio. Troppi tacciono. Troppi fanno finta di non sentire, per loro le persone con HIV sono diverse e dovrebbero forse accettare la morte, anche sociale, in ginocchio e senza combattere. Troppi malati sono diversi, privati del diritto di parola, sono persone nell'ombra e sempre c'è qualcuno, medico o istituzione, che pretende di parlare per loro. Quando si è diversi e nell'ombra, bisogna invece fare luce. Bisogna alzarsi e parlare, raccontare in prima persona. Si deve evitare di nascondersi. Si deve anche urlare quando necessario. Bisogna poter lottare per la vita, per una migliore qualità di vita, anche essendo interpellati quotidianamente da pensieri di morte. Succede che la morte chiami prima i migliori. La morte chiama prima anche chi è diverso o malato. Succede nonostante i farmaci, nonostante le terapie. Succede grazie alla solidarietà mancata degli altri. Per noi della Lila, lottare per la vita, per la propria e per quella degli altri, in silenzio o nell'ombra, rappresenta molto di più di una scelta sociale, è un marchio di appartenenza, una militanza, una condivisione di intenti e di azione. Noi lavoriamo ogni giorno per l'estinzione del pregiudizio del virus, dell'HIV. Lavoriamo quindi anche per la nostra scomparsa. Due agenti, chi non parli vero, ci sempre ite trotto e ite diretto. Due agenti, chi va a usare la vita, che stiamo metti tutti quanti su berretto. Gente che ha
Deixa che ha fatto Deo tutto, su chi ha fatto Deo e ci mandi parano, mai trotto, e tanto G, B, G, Q, and I, F, G, B, G, Q, and I, F, G, B, G, Q, and I, F, G, B, G, Q, and I. Comprendi come è questa cosa? La cosa è noi trotto, l'ha fatto Deus, guarda. La che blasfemia a dire che è sbagliato, beh, uno si deve mettere la mano sulla coscienza. Attenzione con le parole. Due altre genti, chi passa la sua vita in maniera differente dai due. Genti. E questa grande differenza che si oggi con gli con altre genti. Un me e tu. Non mi dà ricordo, però. Ma sa cosa è? Chi c'è? Genti. Io li vivi con rispetto. Genti. Io li vivi con rispetto. Genti. Chi oggi n'hai detto. Aici m'ha fatto Deo. Che cazzo tu? Aici Deo. G, B, G, Q, and I. F, G, B, G, Q, and I. Vabbè, io ci ho provato. Q, and I. F, G, B, G, Q, and I. Che vuol dire? Lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, Battiamo queste mani! intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual, lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual. Tutti a casa adesso, Eia!